Dopo 7 anni riapre l'ospedale di Praia a Mare, la festa nella città del Tirreno e il governatore Oliverio chiede la rimozione del commissario Scura. Manifestazioni in tutta la Calabria per il 4 novembre, la giornata delle forze armate e dell'unità nazionale, cerimonia solitaria a Spezzano Piccolo, località di Casali del Manco. Non mangiava da 10 giorni l'iraniano salvato a Seminara nel Reggino. L'uomo era parte di un gruppo di 44 migranti sbarcato a Palmi. Intanto a Reggio approda una nave con 8 salme a bordo. Illustrate a rendere le opportunità del PAC, il piano agricolo comunale. Paolo De Castro alle imprese, serve maggiore organizzazione. Impianti di risalita pronti per Natale, lo ha assicurato il presidente Oliverio, oggi a Lorica. Apre il circolo leghista a Tarianova, noi con Salvini approda in città e avvia attività organizzative. I comuni del Vibonese studiano la fusione, riunione della CGIL con gli amministratori per valutare le opportunità del cammino comune. Riacciuffa il pari nei minuti finali il Fondi che al San Vito Marulla beffa il Cosenza, perde di misura il Catanzaro in trasferta con il Francavilla. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di sanità perché riapre dopo 7 anni l'ospedale di Praia a Mare, cittadinanza e rappresentanti politici in festa per l'ultimo atto di una battaglia estenuante in attesa che l'azienda sanitaria ripristini un'efficace assistenza sanitaria nell'area del Tirreno cosentino. Il governatore Oliverio chiede a gran voce la rimozione del commissario Scura. Gianluca Pasqua, sentiamo. Una battaglia lunga 7 anni, fatta di proteste, fiaccolate, polemiche e un iter giudiziario caratterizzato da 3 sentenze favorevoli del Consiglio di Stato. Dal 2010, anno in cui nel nome della razionalizzazione e della riorganizzazione della rete ospedaliera si decise di chiudere e riconvertire il nosocomio di Praia a Mare, si è aperta una lunga fase conflittuale, durante la quale cittadini e rappresentanti istituzionali del territorio hanno provato a far valere le proprie ragioni. Adesso è arrivato finalmente il momento di festeggiare. Con 7 anni in più sulle spalle, il peso dei disagi e disservizi subiti e il riconoscimento dell'errore commesso da chi ha privato la popolazione del presidio sanitario. Questo ospedale non doveva essere chiuso. La pacca sulle spalle del sindaco di Praia a Mare Antonio Praticò è emblematica della vicinanza del governatore e dei rappresentanti delle istituzioni locali e dei cittadini che si sono presi una rivincita importante. A loro va un ringraziamento. È stata una battaglia che ha visto in prima linea il sindaco di Praia, Antonio Praticò, che ha visto la popolazione di Praia, il sindaco di Tortora, gli amministratori locali di tutta la zona. Dimostreremo a chi non aveva fiducia in questa struttura quanto amore dobbiamo sempre avere. Poi il governatore lancia l'ennesimo attacco alla gestione commissariale, rea di aver aumentato il numero dei calabresi che scelgono di curarsi fuori regione, allungato le liste d'attesa e aumentato i costi della sanità regionale. L'affondo di Oliverio è più deciso che mai. Chiedo al Ministro della Sanità di assumere immediatamente, non c'è più tempo da perdere, un provvedimento che rimuova questa situazione intollerabile. Bravo! Intollerabile! E io la mia terra voglio servirla! E se non lo sarò messo nelle condizioni di farlo, mi regherò davanti a Palazzo Chigi e parlerò all'Italia di questa vergogna! Parlerò all'Italia di questa vergogna! E a proposito di queste parole del governatore, i sindaci di Praia a Mare e Tortora lanciano un appello che dicono: rivolgiamo da Praia e da Tortora a tutti i sindaci calabresi, devono stringersi fra loro e fare corpo unico per sostenere il presidente della giunta regionale Mario Oliverio nella sua lotta a favore della sanità calabrese. Cambiamo adesso argomento: manifestazioni in tutta la Calabria per il 4 novembre, la giornata delle forze armate e dell'unità nazionale. Partiamo proprio dai festeggiamenti di Cosenza.
Il 4 novembre si celebra la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, festa istituita nel 1919 per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale e molto sentita anche a Cosenza, dove, come da tradizione, una corona d'alloro è stata posta sul Monumento dei Caduti, in Piazza della Vittoria. Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il valore e l'impegno delle Forze Armate. L'Europa è attraversata a volte da momenti anche di non voglio dire di disgregazione, ma comunque di quantomeno di disunione, con tendenze anche ad un allontanamento da quello che è la coesione dell'Unione Europea. Questa nostra oggi è invece una festa che riporta proprio il pensiero alla coesione rappresentata dalle Forze Armate. Oggi è la festa delle Forze Armate, le Forze Armate rappresentano la nostra unità nazionale, questo è importante, la rappresentano non soltanto qui in Italia, dove le Forze Armate al nostro interno ci assicurano, ci garantiscono la sicurezza nelle città, nei paesi, nel nostro territorio interno, all'interno delle nostre frontiere, ma la rappresentano anche all'estero, nei teatri operativi dove sono le Forze Armate impegnate come portatori di pace e a tutela delle popolazioni di altre nazioni che invece conoscono momenti di grande difficoltà dovute a situazioni di guerra che sono in atto presso quelle popolazioni. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dal vice sindaco Iole Santelli. Questa è una giornata particolare, la giornata proprio dell'unità, è una giornata tradizionalmente di festa ed è stato bellissimo, penso, vedere questa piazza anche gremita di tanti bambini. E proprio i bambini sono stati anche i protagonisti delle visite nelle diverse caserme che per l'occasione è stato possibile visitare. E ha definito il 4 novembre una festa di unità e pace il prefetto di Catanzaro Luisa Latella. Vediamo. Giornata di commemorazione e riflessione anche a Catanzaro. La Prefettura, in occasione della giornata del 4 novembre, l'Unità Nazionale delle Forze Armate, ha coordinato l'organizzazione di diverse iniziative ed eventi. Dopo la celebrazione della messa in memoria dei caduti di tutte le guerre da parte di Monsignor Vincenzo Bertolone nella chiesa di San Giovanni Battista, è stato il momento della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Matteotti. Il prefetto Luisa Latella ha ricordato l'impegno delle Forze Armate per giungere alla completa unità d'Italia, poi ha posto l'attenzione sui nuovi rischi che minano il senso di sicurezza ai cittadini e la pace tra le popolazioni. Oggi le guerre sono cambiate anche nei modi, nelle modalità, sono semmai più difficili da affrontare perché sono guerre più di intelligence che guerre combattute sui territori. Esistono anche quelle, però esiste anche questa guerra subdola che troviamo sui nostri territori che spesso porta e che sfocia nel terrorismo. È una guerra forse più complessa, noi l'abbiamo già affrontata in Italia, ci troviamo di fronte ancora una volta, avendo l'esperienza del passato riusciremo certamente ad affrontare anche questo presente difficile. Durante la cerimonia, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e l'allocuzione del Prefetto, è stato consegnato il tricolore italiano al dirigente e a 2 discenti dell'Istituto Comprensivo di Sersale, titolato Giuseppe Bianco, decorato di medaglia d'argento al valore militare. Le caserme Comando Militare Esercito Girifalco, Sellia Marina e Soverato sono state aperte per consentire la visita del pubblico e delle scolaresche. Il 4 novembre è una data nella quale noi dobbiamo onorare il ricordo di giovani, il ricordo di cittadini italiani che hanno donato la miglior gioventù, il miglior sangue per la libertà della quale noi oggi godiamo, e questo noi dobbiamo ricordare e dobbiamo onorare in una giornata come quella di oggi. A proposito della festa delle Forze Armate, adesso vi mostriamo delle foto che ci sono state inviate da un nostro telespettatore, un cittadino appunto di Spezzano Piccolo. Siamo nel comune di Casali del Manco, dove appunto il 4 novembre è stato celebrato in solitudine. Nessun cittadino, solo forze dell'ordine e qualche rappresentante istituzionale in piazza della Concordia Repubblicana per la deposizione della corona d'alloro al Monumento dei Caduti. In questo luogo
sono ricordati appunto i caduti della Prima Guerra Mondiale, nessuno era a conoscenza della manifestazione, afferma il Comitato dei Liberi Cittadini di Spezzano Piccolo. Non c'è stato il coinvolgimento delle scuole né la celebrazione della Santa Messa, ricorda ancora il Comitato, come invece avvenuto negli anni precedenti. Cambiamo adesso argomento. Oggi un nuovo sbarco di migranti a Reggio con più di 700 migranti, 8 le salme a bordo. A Seminara nel Reggino invece un iraniano ormai stremato salvato sul monte Elia, faceva parte di un gruppo approdato ieri a Palmi. Vediamo. L'elicottero del soccorso alpino sorvola il crinale del Monte Elia. La vegetazione selvaggia dell'altura s'affaccia sul mare di Seminara. Siamo nel Reggino, uno dei paesaggi più belli della Calabria, che si è trasformato in inferno per un profugo iraniano smarrito sulla montagna senza mulattiere, con sterpaie e freddo. Il migrante è stato trovato e recuperato con l'ausilio di un verricello, una macchina che solleva carichi pesanti. L'uomo sospeso nel vuoto fino all'abitacolo del velivolo, le fasi del salvataggio, mentre i vigili del fuoco hanno coordinato le operazioni da terra. L'uomo, privo di forze, non mangiava da 10 giorni, così ha raccontato ai soccorritori. Il migrante in fuga si era inerpicato insieme ad altre 2 persone che sono state rintracciate via terra. I 3 fanno parte di un gruppo di 44 persone sbarcate a Palmi e giunte a Calaianculla, dove avevano acceso un fuoco attirando l'attenzione della Guardia Costiera, mobilitata la Protezione Civile per ospitare i migranti, tra cui 9 donne e 13 bambini. Intanto non si fermano gli sbarchi. Stamattina è approdata a Reggio Calabria una nave con 765 migranti, 112 i minori a bordo, tra loro anche 8 salme, 5 donne e 3 uomini, morti sognando la terra promessa. E a proposito di sbarchi, è previsto un nuovo sbarco anche in Calabria. In mattinata nel porto di Crotone, lunedì mattina, è atteso questa nave Open Arms con a bordo 378 migranti. La prefettura di Crotone ha già allertato tutti i soggetti istituzionali interessati e coordinerà le procedure per il primo soccorso, alle quali tra gli altri parteciperà anche la Capitaneria di Porto, la Questura con il supporto di altre forze di polizia, l'azienda sanitaria provinciale, il SUEM 118 e, in ipotesi di presenza di minori non accompagnati, il settore servizi sociali del comune. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Sequestrata una società di trasporti per un valore di circa 3 milioni di euro dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della DDA. La società sarebbe, secondo gli inquirenti, nella diretta disponibilità di Domenico Ficara, imprenditore reggino operante nel settore del trasporto merci su strada, sottoposto alla sorveglianza speciale perché ritenuto appartenente alla cosca Ficara Latella. La moglie e i 2 figli di Antonino Zampaglione, di 69 anni, ritenuto affiliato alla cosca Iamonte di Melito Portosalvo, arrestato il 7 febbraio 2015 dopo 3 anni di latitanza, sono stati posti agli arresti domiciliari con altre 3 persone per procurata in osservanza di pena dello stesso Zampaglione. I provvedimenti emessi dal GIP su richiesta della DDA sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dal commissariato di polizia di Condofuri. Avrebbe avuto origine dal caminetto l'incendio che si è propagato nella tarda serata di ieri ad un appartamento al 3° piano in località Santa Domenica, nel Catanzarese. Ingenti danni provocati alla cucina, nessuno è rimasto ferito o intossicato, tutti i residenti dello stabile sono riusciti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni grazie anche all'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Dopo le operazioni di spegnimento, le famiglie sono rientrate nelle proprie case. Pignorate 6 sedi del PD a Vibo in provincia. La decisione è stata presa dal Tribunale in seguito all'azione intentata da Unicredit SPA, quale mandataria di Do Bank SPA, che vanterebbe crediti nei confronti dei democratici di sinistra e del vecchio PDS. La somma totale richiesta ammonta a 30 milioni di euro.
Cambiamo argomento. L'eurodeputato Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ha incontrato gli agricoltori calabresi nel corso di una conferenza stampa a Rende. Ha parlato delle novità inserite nella nuova PAC e dell'importanza del riconoscimento dell'IGP Olio di Calabria. Serve, ha detto, una maggiore capacità organizzativa. Sentiamo. Tour calabrese dell'eurodeputato Paolo De Castro, già ministro all'agricoltura e attualmente primo vicepresidente della Commissione Agricoltura nel Parlamento europeo. De Castro ha visitato alcune realtà imprenditoriali della regione, poi a Rende ha incontrato i giornalisti per illustrare le novità contenute nella nuova PAC. Semplificazione del greening, strumento per favorire un maggior rispetto dell'ambiente, rafforzamento delle misure per i giovani, nuovi parametri per la gestione dei rischi e regole più vantaggiose per i pagamenti accoppiati. Sono questi i punti salienti della nuova politica agricola comune. Con la nuova PAC inoltre si rafforza il ruolo delle organizzazioni dei produttori, perché la qualità dei prodotti da sola non basta. Oggi la qualità è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Fare qualità non basta. Questo purtroppo dobbiamo dirlo, dobbiamo accanto alla qualità impegnare i nostri agricoltori e le nostre cooperative a organizzarsi per trasformare quella qualità in reddito. All'iniziativa hanno partecipato tra gli altri il consigliere regionale delegato all'agricoltura Mauro Dacri, il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Nicola Cilento, il presidente AGC Calabria Ferdinando Verardi e il presidente del consorzio IGP Olio di Calabria Massimino Magliocchi, il quale ha ricordato l'impegno per raggiungere questo importante risultato, che sarà una tappa intermedia di un percorso che dovrà portare l'olio di Calabria ad occupare un ruolo di primo piano nel mercato italiano, europeo e internazionale. Siamo qui apposta proprio perché questa IGP di Calabria possa essere non un fiore all'occhiello, non una coccarda da mostrare, ma un momento di stimolo per organizzarsi. L'abbiamo ottenuta in Sicilia, l'abbiamo ottenuta in Calabria, la Puglia in coda vorrebbe farla anche lei. Sono questi i momenti organizzativi che possono spingere le imprese a guardare il mercato non più come un'azienda singola, isolata, ma in un sistema organizzato. Ed ora a Lorica, dove saranno pronti a Natale gli impianti di risalita, lo ha assicurato il presidente della regione Mario Oliverio. Vediamo. Il centro canottaggio di Lorica ha ospitato la conferenza stampa convocata dal presidente della regione Mario Oliverio per illustrare le attività compiute per giungere al collaudo e all'apertura degli impianti sciistici di risalita, i cui collaudi inizieranno a breve. Finalmente abbiamo concluso una situazione che si è venuta a determinare per vicende che hanno interessato questo impianto. C'è stato prima un incidente drammatico che appunto ha visto la perdita di una vita umana, c'è stato poi una vicenda giudiziaria che ha interessato l'impresa. Io devo ringraziare la magistratura, sia la procura di Catanzaro che il tribunale, devo ringraziarli per la sensibilità nell'assumere una linea di salvaguardia di un impianto per il quale la Regione ha investito risorse importanti, circa 20 milioni di euro. Noi abbiamo già interloquito con il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero competente, l'Ustif, perché possano predisporre il tutto perché i collaudi possano essere fatti, e abbiamo la disponibilità appunto del Ministero a farlo con grande celerità e con grande appunto puntualità. Gli impianti dovrebbero entrare in funzione entro Natale, un risultato al quale si è giunti grazie all'apporto congiunto dei diversi soggetti istituzionali operanti sul territorio. Senza l'impegno del Presidente Oliverio della Regione, io come commissario e il Sindaco di San Giovanni in Fiore, noi del PISL non avremmo potuto portare a termine questo obiettivo, ecco, non l'avremmo potuto raggiungere. Quindi ringraziamo sicuramente il Presidente per la sua disponibilità e ringraziamo soprattutto le istituzioni, la magistratura, l'amministrazione giudiziaria, perché ci hanno veramente supportato in questo percorso, che è stato un lavoro di squadra in cui tutte le istituzioni lottano per salvare un finanziamento e per dare vitalità a un territorio che lo merita. Adesso il diario di bordo.
Spira forte il vento preelettorale, le forze politiche cominciano a muoversi. Forza Italia ha avviato gli incontri zonali con Santelli, Occhiuto, De Rose per ascoltare le istanze dei cittadini ed attingere input importanti per elaborare il programma. Intanto un ex forzista, il consigliere Giuseppe Graziano, dopo aver lasciato il partito di Berlusconi, approda con il suo movimento Il Coraggio di Cambiare in alternativa popolare di Angelino Alfano. Non un'annessione ma una sinergia legata alla prossima consultazione elettorale. Anche il PD è in movimento. Domani a Cosenza l'esordio del neo riconfermato segretario provinciale Luigi Guglielmelli in occasione del congresso provinciale che si terrà nel Cinema Italia. Alla Lamezia intanto la relazione negativa della Commissione d'accesso antimafia non ferma l'attività amministrativa e politica dell'esecutivo. Certo, la maggioranza mostra crepe preoccupanti, ma per il momento Mascaro è intenzionato a non fermarsi, nonostante il forte e pressante invito dei consiglieri di recuperare il senso di responsabilità. A Crotone il comune ha un grosso problema, una montagna di multe non pagate. La cifra è importante, 800.000 euro. I soldi servono all'ente per andare avanti e allora il municipio si rivolge ad Equitalia. La CGIL a Vibo ha avviato una serie di incontri per intercettare i bisogni della collettività. Lo slogan in pratica è fare sistema. Resta da capire come e attraverso quali passaggi, ma questa è un'altra storia. Chiudiamo il diario con le parole dell'ex presidente della regione Agazio Loiero sulla diga del Melito. In Calabria, ha detto l'ex governatore, c'è bisogno di un supplemento d'animo e di rischio per portare a compimento un'impresa. Il riferimento all'azione di protesta di Grazioso Manno, che è ricorso allo sciopero della fame per ottenere di essere ascoltato dai vertici della regione. Va detto però che Loiero ha amministrato la Calabria, quindi... Ed ora a Taurianova, dove apre il circolo leghista, vediamo. Il carroccio con Alberto da Giussano mette piede a Taurianova. Da ieri anche i leghisti con la lista Noi con Salvini hanno occupato l'ultima casella mancante nel centrodestra taurianovese e a prendersi l'onere di organizzare le truppe salviniane in città è l'ex candidato a sindaco della lista Liberi di Ricominciare Taurianova Anno Zero, Michele Gullace. Il nostro movimento chiaramente si sta ramificando sempre di più. Negli ultimi anni è stato capace di costruire realtà alla Mesia Terme, a Catanzaro, Vibo Valencia, a Rossano, a Tortora, realtà consolidate nelle quali ovviamente si fa una politica vera, una politica tra virgolette tradizionale, quella che è contemplata dalle sezioni, dai tesseramenti e dalla militanza attiva dei tesserati e di coloro che vogliono fare politica attiva. Il nostro movimento ha fatto un percorso importante, un percorso che porterà all'unione tra il movimento Lega Nord e il movimento Noi con Salvini, che si sperimenterà e andrà sicuramente a confrontarsi nelle prossime elezioni politiche del marzo del 2018. Ed ora i comuni del Vibonese che studiano la fusione, una riunione promossa dalla CGIL, vediamo. Sembra un paradosso, ma proprio nel momento in cui comuni, province e regioni hanno meno risorse colpiti dalla grave crisi economica e finanziaria che attanaglia il Paese, si assiste ad una maggiore domanda di servizi sul territorio da parte di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori. Si chiede cioè agli enti locali di offrire di più. Partendo da questa considerazione, la CGIL di Vibo Valentia ha organizzato un confronto a più voci, arricchito dalla presenza e dal contributo dei sindaci e degli amministratori dei comuni e della provincia. Partendo dai bisogni dei cittadini, quale tipo di risposta le istituzioni danno, attraverso forme che già erano scritte nella legge del Rio, ad esempio le fusioni dei comuni, ad esempio un nuovo ruolo delle province, perché dopo il 4 di dicembre le province continuano a vivere, quindi quale riassetto dare alle province, quali compiti dare alle province e quale compito deve svolgere la regione. Deve cambiare lo stato delle cose rispetto a come ci troviamo e quelli che sono i nostri assetti attuali. Guardando alla provincia di Vibo, ma c'è più complessivamente una situazione generale in Calabria, la provincia di Vibo abbiamo 150.000 abitanti distribuiti in 50 comuni, un rapporto che scende a poco meno dei 2.000 abitanti se si toglie la città capoluogo, quindi piccoli e frammentati comuni, così come in Calabria su una popolazione di meno di 2 milioni ci sono 400 comuni. Ecco, è una situazione che chiaramente non regge le condizioni del ruolo istituzionale, le funzioni, le competenze, soprattutto i servizi di cui una collettività ha bisogno.
Ed ora il calcio di Serie C con gli anticipi della 12ª giornata. Perde di misura il Catanzaro nella trasferta di Francavilla, una gara che inizia subito con l'handicap. La formazione di casa infatti sblocca il risultato dopo soli 7 minuti sul calcio d'angolo con Maccarone che con un colpo di testa ravvicinato batte Nordi. A nulla servono i cambi e gli accorgimenti tattici, l'appuntamento con la vittoria per gli uomini di Dionigi è nuovamente rimandato e martedì al Ceravolo arriva il Monopoli. Ed ora torniamo in studio e vediamo com'è andata al San Vito Marulla. In studio con noi Gianluca Pasqua, vediamo. Grazie Anna, andiamo subito con le immagini al Marulla per vedere questa partita fra Cosenza e Racing Fondi, sintesi di Eleven Sport, Cosenza in maglia rosso-blu a strisce orizzontali, Racing Fondi in serie positiva da 3 turni con la maglia bianca con riporti blu. I capitani Vastola e Corsi, 1600 paganti al San Vito Marulla, davvero pubblico di scarso ma con grande qualità e grande tifo per i rossoblu che partono molto bene, i rossoblu sirani su un terreno da gioco che è in condizioni non eccellenti. Cosenza che attacca con Calamai che sceglie la soluzione personale, la conclusione parata delle Zai con qualche difficoltà, arriva Baclé, riesce a parare il portiere albanese. La risposta del Racing Fondi che si affaccia di rado nella metà campo del Cosenza, prova con questa conclusione a distanza che non impegna Saracco, preferito ancora una volta a Perina. Ancora Calamai che ispira per Baclé, posizione irregolare, arriva la sforbiciata di Mungo, gioco fermo però appunto per fuorigioco. E poi la punizione di Massimo Loviso che impegna così Elezai che si salva alzando sulla traversa, un Cosenza che vuole affondare il colpo, ci prova ancora Statella con Baclé che sul primo palo cerca di chiudere, gol che arriva con questo scambio bellissimo fra Mungo e Baclé e poi la conclusione davvero magica di Domenico Mungo, terzo gol in campionato per il fantasista del Cosenza, sicuramente il migliore dello rossoblu in questo momento di difficoltà che arriveranno nel secondo tempo con un Cosenza che non riesce a chiudere la partita. Ancora immagini del pubblico di casa, rivediamo lo scambio nel breve fra Baclé e Mungo, Vastola cerca di chiudere, Mungo riesce ad anticiparlo e questa conclusione che batte Elezai davvero imparabile. Secondo tempo con Nolè che sale in cattedra, il Racing Fondi alza il baricentro, Ricciardi prova la conclusione dalla distanza di sinistro ma non inquadra lo specchio, in contropiede il Cosenza potrebbe far male, questo è imbastito da Baclé che come vedete indossa una calotta per proteggere il cranio, Mungo qui sbaglia il cross, al centro c'erano Mendicino e Statella pronti, colleziona una serie di angoli il Racing Fondi che sfiora il pareggio con De Sousa, Saracco è bravo qui ad alzare in corner, insomma guadagna metri la Racing, Cosenza che risponde con qualche calcio d'angolo, questo colpo di testa di Baclé che si alza di poco sulla traversa e qualche contropiede non sfruttato, entra anche Caccavallo, qui addirittura la possibilità di giocare i restanti 25 minuti in superiorità numerica grazie all'espulsione che arriva sul fallo su Mungo di Quaini che interviene, lo vedremo nel rallenti, sgambettando Mungo che finisce a terra. Rivediamo Quaini dopo il passaggio di Dorazio per Mungo che salta l'avversario e viene falciato così. Espulsione diretta per il centrocampista e allora altra occasione per il Cosenza, Mendicino va sul fondo, mette al centro, arriva Mungo, così come con la Paganese nei playoff, non riesce però a trovare l'angolino giusto, ancora Corsi prova questa conclusione alla distanza e poi nel finale la beffa per il Cosenza, arriva prima un cross parato da Saracco senza problemi, ma c'è il passaggio di Vasco per Nolè che si gira, tira e trova l'angolino, batte Saracco, l'1-1, 87esimo, ci sono 3 minuti di tempo regolamentare e 5 minuti di recupero, ma il Cosenza è in bambola. In questo momento Cosenza perde la sua sicurezza che aveva già perso man mano nel secondo tempo, anche se in superiorità subentra la paura di vincere nei rossoblù che perdono contatto con l'avversario e poi arriva il fischio finale che decreta questo deludente pareggio per un Cosenza che poteva portare a casa 3 punti importanti alla vigilia di una trasferta ad Agrigento, meglio a Siracusa contro l'Acragas e poi di nuovo in casa al San Vito Marulla con la Juve Stabia sabato prossimo. A te Anna. Grazie Gianluca, adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo discreto, con cieli solcati da nubi sparse.
Ma quello che vogliamo farvi notare, e sulla carta sinottica in sovraimpressione, è la presenza fra Gran Bretagna e Francia di una saccatura atlantica alimentata da aria polare marittima fredda che domenica affonderà sul Mediterraneo, apportando anche sulla nostra regione, all'inizio della settimana prossima, le tanto agognate piogge. In attesa di questo peggioramento diamo adesso uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per questo weekend. Domenica parzialmente nuvoloso per nubi medie, con possibilità di qualche fenomeno comunque poco significativo su Aspromonte, Serre Vibonesi e Sila Piccola, a causa dell'effetto Stau provocato da questi monti sui venti che si attiveranno da sud. Temperature in leggero aumento, soprattutto le minime. Adesso diamo uno sguardo a mare e venti. Domenica nel corso della giornata tutti i bacini tenderanno ad aumentare il loro moto ondoso, passando da poco mossi a mossi a causa dell'attivazione di venti meridionali moderati. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, io auguro a tutti voi un felice weekend. Chiudiamo con la notizia del Crotone che batte il Bologna per 3-2 in uno degli anticipi anche qui della 12ª giornata del campionato di Serie A. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.